Siamo con Adriano Bilato, presidente della FIPAV Veneto, dopo un giorno e mezzo di torneo Kinderiadi. Allora Adriano, come procede l'organizzazione dopo un giorno e mezzo? Dopo un giorno e mezzo, diciamo dopo un mese e mezzo di preparazione, adesso siamo effettivamente a un giorno e mezzo dall'inizio proprio delle gare. Ma credo, da quello che sto sentendo in giro e per l'esperienza di questi tanti anni di organizzazione, mi pare che non sto sentendo, come dicevo, lamentele, quindi posso essere per il momento soddisfatto. Siamo ancora a meno di metà e quindi dobbiamo ancora continuare ad essere pronti sul pezzo, come si suol dire, quindi vedremo alla fine domenica circa nel primo pomeriggio se le cose sono andate bene e continuano ad andare bene come fino adesso mi pare che stia succedendo. Trasporti ok, devo ringraziare Andrea poi che sta facendo un grande lavoro, gli hotel con qualche sbavatura, ma a livello proprio di hotel che danno un servizio molto alto, in quanto abbiamo parecchi 4 stelle, e quindi anche qua le cose stanno andando molto bene, le squadre sono contentissime e le partite stanno funzionando bene anche come orari nei vari campi, e quindi posso essere veramente soddisfatto e augurarmi che questo 29esimo trofeo delle regioni possa veramente essere un trofeo delle regioni fra i migliori che sono stati organizzati oggi in Italia. A proposito di domenica, abbiamo sentito che la finale al Pala Fabris avrà un grande risalto da parte dei media. Quali sono le novità per queste finali? Ma non sono soltanto le finali di domenica che daranno risalto a questa manifestazione, perché abbiamo messo in cantiere tantissime iniziative, come quella della scoutizzazione in tempo reale, quindi il punteggio in tempo reale, come quella delle gare, tutte le 142 gare in diretta, e che è stata una cosa molto apprezzata grazie a tie break, dove tutti gli allenatori vengono a scaricarsi le gare sia del mattino e sia del pomeriggio, e per finire, come dicevo, la bellissima cosa con la diretta di tutte e due le gare fatte da una TV che sta dedicando tantissimo spazio allo sport, è una delle più importanti che abbiamo oggi, che è Sport Italia, e quindi vedremo le due finali dal Pala Fabris domenica in diretta Sport Italia 2. Grazie.